Buongiorno a tutti. Siete alla ricerca di un posto comodo, senza tanti fronzoli, nella costa ionica della Calabria? Allora, forse questo fa il caso vostro. L'area sosta si chiama Rifugio sul Mare. Si trova a Botricello, in provincia di Catanzaro, e si trova bene o male a metà strada tra Catanzaro Lido e la più rinomata Le Castella. Si tratta di un'era sosta aperta circa un anno fa da Salvatore, Loredana e il loro figlio Emanuele. C'è lo spazio per una trentina di camper, con posti ben ombreggiati e comunque la zona è ben ventilata, quindi non si soffre troppo il caldo. Ogni piazzola, bene o male, ha un comodo accesso alle ricariche di acqua, perché ci sono tante fontanelle dove potersi allacciare e ricaricare. E inoltre ogni piazzola ha la possibilità di un allaccio corrente con potenza 10 A massima. Ed eccoci qui nell'altra zona, dove sono presenti docce e un lavabo per le stoviglie e per i panni. Molto molto comoda. E punto forte, ad una cinquantina di metri dalla piazzola si raggiunge comodamente il litorale. Piccoli borghi, vicoli stretti, profumo di pane, balconi perfetti, un parcheggio vista mare al tramonto. Buongiorno, allora eccoci qua, qualcuno che arriva, i bimbi e papà già sono al mare e ora io li raggiungo. Come già vi avrà detto Ale, la distanza è veramente brevissima fino al mare. Ora noi ci godiamo quest'ultima mattinata qui e poi altra tappa. Giulia ride, Leonardo corre, il vento tra i capelli scorre, Alessandro guarda avanti già, noi seguiamo la libertà, finché c'è strada davanti a noi, Merida ci porterà lontano, casa è dove siamo insieme, sotto le stelle o tra mille scene, con Merida il mondo è qua, basta accendere e si va.